uno entra qua dentro deve metterci passione e amore, no? Quello che abbiamo messo noi quando eravamo giovani che siamo entrati qua. Intanto essere su un luogo dove si fa cultura è un posto che è simbolo di questa città che è Venezia. Penso sia orgoglio perché è un simbolo di questa città, questa nostra città. E quando ne parli tutti quanti restano a bocca aperta, basta guardare la sala, com'è. Un posto così non c'è. Le scenografie qui arrivano con una barca, perché sto guardando un teatro come in qualsiasi altro posto dove il camion scarica. Qui il camion deve scaricare sulla barca e dalla barca poi entra qui in teatro, o tramite una porta che abbiamo che va sul canale o tramite i nostri 4 ponti che portano su in palco strutture più grandi. Si parte da nulla e si monta la scena che deve essere messa in palco, diciamo. Qualsiasi struttura, qualsiasi strutture vengono montate da noi. Il palco è proprio cambiato in modo quasi al 100%, che prima si usavano corde, contrappesi e braccia, diciamo, tutto quanto un lavoro fatto con le braccia. Adesso ci hanno messo diversi tiri elettrici, diversi organi che vengono comandati tramite una console con le misure precise. Il lavoro è cambiato tanto in questo senso. Spettacoli ne abbiamo fatti tanti, ho fatto anche diverse opere. Allora, a me piacciono delle opere tipo La Tosca, con la musica tipo Puccini, diciamo. Un'opera che mi è rimasta un attimo impressa proprio come scenografia è stata Thais, con il nostro regista Pizzi. Sì, quando facciamo concerto Capodanno tutto il mondo ci sta guardando in TV. È una cosa bella, diciamo, far parte di questo gruppo che fa questo concerto. È semplice però è grande, diciamo. Quindi ogni cosa deve essere montata, precisa, curata e bisogna prestare molta cura sulle cose. Questa sera mi ricordo che l'acqua stava venendo su, non doveva venire su così alta, abbiamo provato a uscire, era impossibile e siamo tornati di nuovo all'interno della Fenice. Però l'acqua già ormai era dentro la Fenice e non riuscivamo neanche a aprire le porte metalliche al buio perché non c'era luce. La prima cosa abbiamo messo in salvo strumenti che erano giù, che potevano essere rovinati con l'acqua. Poi abbiamo aspettato che vada giù, però è stata una serata difficile comunque. E vedevamo anche il video, quello che stava succedendo fuori, faceva veramente paura. Forse bisogna far capire ai giovani quello che ci hanno insegnato i vecchi quando siamo entrati noi qui dentro. Delle volte si raccontano dei fatti successi anche 30-40 anni fa e i ragazzi giovani dovrebbero tenere queste cose e farle proprie, diciamo, perché serviranno sicuramente per il futuro.